Sportivi siciliani, ben ritrovati ancora una volta con Penalty, che parla solo ed unicamente di calcio dilettantistico, tutte le domeniche in diretta su Gold 78, canale 78 tra le 18:30 e le 20:30, siamo in replica anche nella serata del lunedì dopo le 23:30 e anche martedì sera dopo le 20. Un saluto anche agli amici della Costa Ionica che seguono la nostra trasmissione il martedì sera sul canale 114 di Persona TV a partire dalle ore 20:30. Puntata prenatalizia, la prossima settimana si fermano tutti i campionati, sia per quanto riguarda il campionato di eccellenza che di promozione, così come quelli di prima categoria, giocherà soltanto la Serie D. Subito salutiamo naturalmente i nostri ospiti, però attenzione perché prima dobbiamo ricordare una cosa molto importante che come al solito parte alle 20, proprio al termine del nostro appuntamento di Penalty, ovvero l'appuntamento con i campioni di Penalty, e questa settimana per la gioia di moltissimi, come potete ben vedere, avremo la possibilità di rivivere le gesta di un grandissimo calciatore che è stato Michel Platini. Le sue magie coloreranno la puntata odierna dei campioni di Penalty che partirà alle 20 e si concluderà come al solito alle 20:30. E adesso salutiamo i nostri ospiti. Alessandro Settineri. Buonasera, grazie. Buonasera mister, come stai? Abbastanza bene. Ti vedo sempre pimpante al massimo. Ci si prova, ci prova. Senti, quest'anno niente, ancora tutto fermo, tante voci giravano su alcune panchine di Serie D e poi dopo che cosa è successo? No, qualche chiacchiera, ma siccome sono molto obiettivo nelle cose, non sono state mai delle... Preferisci non imbarcarti? No, non ti dico la verità, non c'è stato quella determinazione da parte delle società a chiudere, quindi da parte mia c'era la disponibilità, ci siamo fatti una chiacchierata, ma niente di serio. Quindi è giusto riconoscere. È chiaro. Continuerai a guardare comunque un po' il calcio dilettantistico e non solo, eh? Sì. Perché vedo che come al solito spesso sei in trasferta in situazioni calcistiche che sicuramente non appartengono al calcio dilettantistico, soprattutto siciliano, no? Sì, Poi ci racconterai la tua esperienza ad Amsterdam, che sarà stata bellissima sicuramente. Una delle tante che mi ha accompagnato, però dico. Bene. Voglio salutare anche il capitano dell'FC Motta, campionato di promozione, Cosimo Montalto. Buonasera, ciao Cosimo. buonasera a tutti. Oggi grazie. non avete giocato, anzi sabato non avete giocato perché c'è stato il gran vento a Motta. Beh, è da 2 settimane già che non giochiamo. È pazzesco, quindi, è pazzesco. fortunatamente per adesso va bene così. Vabbè, partita rinviata, resettate tutto perché insomma sarà un girone di ritorno non di poco conto. Aspettano il buon tempo. Bisogna ricaricare un po' le batterie. È vero. Bene, sarà una trasmissione che come al solito punterà i riflettori sul campionato di eccellenza, di promozione di prima categoria, però in apertura diamo subito i risultati invece del campionato di Serie D. Eccola qua, la tabellina. Città di Messina batte Gea Virtus 2-1, Castrovillari batte Gela 1-0, Nocerina Turris 0-0, Locri batte Palmese 2-1, Portici batte Aciriale 2-0, Roccella batte Cittanovese 4-1, Bari batte Rotonda 2-1, San Cataldese batte Messina 1-0 ed infine Troina batte Marsala 1-0. La classifica parla ormai da moltissime settimane chiaramente con un dialetto prettamente pugliese, Bari in testa con 42 punti, 31 per la Turris Calcio, 26 per il Marsala, 24 per il Castrovillari, 23 punti per Cittanovese e Nocerina, 22 per Palmese e Città di Messina, 21 per Locri, Gela, Troina, San Cataldese, Portici, 20 punti per la squadra del Roccella, 19 a Ciriale, 13 punti per il Messina, 10 per l'Igea Virtus ed infine chiude la classifica il Rotonda con 9 punti. Come ho detto proprio in apertura si giocherà anche il turno prenatalizio in Serie D, si giocherà domenica prossima 23, domenica 23, questi gli incontri: Aciriale Palmese, Bari Roccella, Castrovillari Città di Messina, Cittanovese Troina, Igea Virtus San Cataldese, Locri Gela, Marsala Nocerina, Messina Rotonda ed infine chiuderà Turris Portici. Voglio subito iniziare con Alessandro e parlare della San Cataldese, perché questa è stata una settimana molto particolare a San Cataldo, si è dimesso mister Mascara e a questo punto, dopo un inizio abbastanza interessante della San Cataldese, qualcosa evidentemente si è inceppato e a questo punto un po' arranca. L'allenatore in seconda oggi ha giocato una partita importante e pure vinto contro un'altra squadra che in questo momento non sta andando bene, che è il Messina. Che ne pensi?
Ma allora, è partita bene. Io in una precedente intervista dissi che stava mantenendo un ritmo ben oltre le aspettative, Assolutamente. francamente, e per cui prima o poi si sarebbe comunque ristabilita per la dimensione della squadra che era. E credo che stanno attraversando un momento di riflessione in cui Peppe Mascara ha deciso di lasciare, ma anche qualche altro giocatore sta per ora lasciato. Tanti anni fa ho conosciuto questo ambiente, quindi ti posso dire che è molto partecipe ed è un ambiente estremamente sentito, per cui Sì. in qualche modo sempre riescono a fare quadrato. Ne prova la partita di oggi con un Messina che ancora oggi Arranca. stenta È e posso vero. dirti che si fa fatica a capire anche il perché comunque non è più un discorso di gestione tecnica. Se tu pensi che in meno di 3 mesi sono cambiati 3 allenatori E anche qualche giocatore. e tanti giocatori, È vero. e quindi credo che forse alla base vada ricercata in un'altra dimensione, Credo che ci sia situazione. un po' di No, trambusto, un po' di conosco, confusione. allora, prima di esprimersi su qualsiasi società, anche perché conosco molte persone, bisogna conoscere realmente il vissuto all'interno. È vero. Beh, Però- vedremo cosa succederà Però adesso. dico, fa strano vederla lì sotto stentare tanto. Peccato, perché insomma all'inizio, come hai detto bene tu, insomma questa squadra ci aveva anche impressionato, il gioco era abbastanza interessante. Mascara aveva insomma, parlavo del quadrato Messina, bene. del Messina. Ah no, io parlavo invece della San No, Caldese. parlavo del Messina, che vederla là. Beh, le difficoltà sono state notevoli, sì, è vero, anche a livello societario ci sono stati dei trambusti, il presidente che doveva probabilmente lasciare, poi è rimasto, insomma tante situazioni che noi forse probabilmente insomma, Bisogna in uno studio conoscerle televisivo non conosciamo, dall'interno, no? prima di Chiaro, esprimersi chiaro. e dare giudizi, per cui Chi sarebbe fuori invece luogo. ci ha impressionato, Cosimo, è il Troina, che insomma dopo la stagione pazzesca dello scorso anno con Pagana è ritornato quest'anno in campo. Si era pensato ad un ripescaggio in Lega Pro, poi dopo il presidente è andato a Siracusa, infatti. insomma c'è stato tutto un trambusto, perché probabilmente secondo me il Troina poteva anche andarci in Lega Pro, e tra alti e non era male bassi, sta cosa. tra alti e bassi, insomma questo Troina comunque conferma il tessuto buono che possiede. Che ne pensi? Ettore, negli ultimi anni il Troina è sempre stata la rivelazione in tutti, sia il giro di andata sia il giro di ritorno, ma questo ti fa capire chiunque va a Troina, allenatori o giocatori, e fanno bene, e questo ti fa capire che la società è abbastanza forte. Certo. Perché uno può andare in una famiglia e trova un macello, però se trovi un contesto che ti accolgono come si deve, soprattutto in queste categorie, viene più facile, perché il giocatore prima di tutto è la mente quella che Bravo. poi è facile Bravo. mettere a disposizione le proprie caratteristiche se tu trovi un ambiente tranquillo, Chiaro. sereno. Chiaro. Ma se tu trovi una guerra ovunque vai, è difficile anche per i giocatori. Ogni settimana diventa una battaglia. Abbiamo altri 30 secondi, caro Alessandro, possiamo rientrare in studio. Alessandro, questi 30 secondi a che cosa vuoi dedicarli? No, dico, Troina è nato con il presidente Ali, che io ho conosciuto quest'estate quando si parlava del ripescaggio proprio in C, Sì. per cui era un discorso legato alla tipologia di allenatore da scegliere. Dico, è una persona di poche chiacchiere e Tanti fatti anche. tanti fatti. È una persona molto diretta, che si esprime sempre in modo chiaro. E credo che non abbandonerà mai questa squadra, che ha un vantaggio, ha una serenità, una tranquillità, come diceva prima Cosimo, di famiglia, però e no- quindi ti aiuta. Però non ti aiuta. dimentichiamoci che la piazza è un po' piccola forse per il palcoscenico Ma della Lega Pro. Ma allora, allora, credo che ormai lui inizialmente l'idea era quella di proiettarla in Serie C per fare una valorizzazione dei giovani. Almeno la chiacchierata che noi abbiamo capito. fatto era di questo tipo, e ti posso dire che non è sbagliato. No, assolutamente. Soprattutto perché hai una Però i costi dimensione- sono anche più Sì, ma considerevoli. hai una dimensione di società piccola, dove tu puoi valorizzare e
anche monetizzare i calciatori, perché Perfetto. la C entra un meccanismo di minutaggio, eccetera, È eccetera, vero, è vero, che è ti vero. comporta La un po' valorizzazione dei ragazzi un po' più scatta anche in complesso, questa però maniera. in realtà non è sbagliato il minutaggio e di conseguenza Assolutamente. la valorizzazione, perché Assolutamente. riesce a rientrare da questo punto di vista. Bene, abbiamo chiuso dunque la parentesi del campionato di Serie D. No, ti devo rubare 10 secondi. Sì, Perché devo fare un plauso, perché a volte nel calcio ci si dimentica facilmente. Il Città di Messina qualche tempo addietro ha esonerato il direttore sportivo, Sì. cioè colui che ha costruito questa squadra, perché questa squadra andava male, perché non si è avuto la bontà e il tempo di aspettarla. Oggi il Città di Messina, se rivedete la classifica, sta diventando una grande realtà. e questo credo che, siccome nel calcio difficilmente gli si dà merito alle persone, Soprattutto riconoscenza. riconoscenza, io che sono neutrale ma che conosco il direttore e che stimo, sarebbe anche opportuno fare notare che a volte il tempo è galantuomo e nei suoi confronti Su lo è. questo siamo tutti d'accordo, è vero, il tempo è galantuomo, probabilmente saranno stati altri fattori che noi non conosciamo e non vogliamo No, neanche dico, però conoscere. il tempo dice che quella squadra Discutiamo non i era così fatti. malvagia per Certo, come era assolutamente. stata descritta e come è Certo. stato accusato lui. Assolutamente, bene, e dopo questa ulteriore parentesi sul campionato di Serie D, adesso il tabellino del campionato di eccellenza, invece con i risultati di questa 15ª giornata che chiude il girone d'andata. Città di Sant'Agata batte Alba Alcamo 1-0, Cus Palermo Geraci 0-0, Canicattì batte Dattilo Noir 2-0, Licata batte Mazzara 2-0, Nuova Caccamo Castellammare 2-2, Partinica Audace Mussomeli 1-1, Parmonval batte Castelbuono 4-0 ed infine Pro Favara batte Sport Club Marsala 3-0. La classifica, abbiamo a questo punto il Licata, campione d'inverno con 37 punti, ha riconquistato la vetta, al 36 il Canicattì, a 31 il Città di Sant'Agata, 27 Parmonval, 26 punti per Dattilo Noir e Mazzara, 23 Geraci, 21 Alba Alcamo, 19 punti Castellammare, 18 Mussomeli, 17 Sport Club Marsala, 15 punti per il Cus Palermo con il Pro Favara, 10 per il Partinica Audace, 8 punti Nuova Caccamo ed infine chiude il Castelbuono con 2 punti. Abbiamo anche il tabellino del prossimo turno, si giocherà a questo punto con l'anno nuovo, infatti la prima di ritorno sarà il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio del 2019. Sport Club Marsala Castellammare, Castelbuono Città di Sant'Agata, Cus Palermo Dattilo Noir, Nuova Caccamo Geraci, Alba Alcamo Licata, Pro Favara Mazzara, Canicattì Mussomeli ed infine si chiuderà con Partinica Audace e Parmonval. Allora, nel frattempo abbiamo qualche immagine di sottofondo del Canicattì che pur vincendo oggi non ce l'ha fatta perché il Licata insomma continua anche lui a vincere, pertanto ormai sarà forse un discorso a due, Alessandro? Ma sicuramente, conosco la bontà e l'organico della squadra di Giovanni Campanella, conosco personalmente per averci allenato Canicattì, Che piazza bellissima. che è una meravigliosa piazza, ho un ricordo fantastico di questa città, tifoseria sempre vicina, e credo che abbiano anche una grandissima società con una grande forza, per cui sarà una corsa a due, però fino alla fine Sarà dura. molto agguerrita. Tenendo presente che c'è il terzo incomodo, il Città di Sant'Agata. Allora, il che Sant'Agata in un potrebbe, altro girone, allora nell'altro girone, quindi se lo metti nel girone B, paradossalmente secondo me sarebbe una squadra da primato. Anche se però in questo girone A sono soltanto 3 le squadre Perfetto, che perfetto. sulla carta stanno un po' dettando No, legge. hanno quella forza che che crea questi step C'è il gradino, c'è il gradino. così netti, quindi È vero, è vero. E invece questo Licata, e nel frattempo possono anche partire le immagini della squadra, che ne pensi, Per il Cosimo? Licata secondo me è la squadra più forte. La vedi più La compatta, completa, la più completa. completa, vero? E poi c'è da dire che hanno un grande allenatore. È vero. Cioè io ti dico la verità, io sono un estimatore da sempre da Giovanni Campanella perché ce l'ho avuto anche sia come allenatore Dai piccoli. quando ero un po' piccoli. vecchietto, anche da piccolo. Quindi, da piccolo tu pensi- quindi come carisma, cioè, per il me è carisma il però top. di Campanella credo che sia il carisma giusto per una piazza caldissima Sì, come ma Licata. non- Su questo non- siamo non si tutti discute. d'accordo, no? Non Eppure si è una discute. persona che si prende le proprie responsabilità, è una persona Sì. che è uomo. Sì. Che Equilibratissimo, molta infatti. gente purtroppo non riesce a volte andare in queste categorie in queste Non è piazze facile. non è E facile. poi in queste piazze, se perché- non hai una forte personalità
alla seconda partita che sbagli Non ci arrivi non alla puoi terza, neanche non entrare. arrivi alla terza, è Il vero. mister Campanella ha abbastanza esperienza per fare bene. Quindi a questo punto Che l'Ica- bravura, perché a volte si parla solo di esperienza, ma è una persona Certo, che e i estremamente suoi campionati li ha preparata. pure Dico, vinti, no, no, Cioè, dico, a questo- livello di preparazione e i suoi come campionati prepara li ha le pure partite. vinti, li ha Cioè, pure secondo me vinti. è il top proprio. È il top. Allora, quindi abbiamo detto Insieme Licata, abbiamo detto del Canicattì. Che ne pensi del terzo incomodo, Cosimo, invece, per quanto riguarda il discorso Sant'Agata? Il Sant'Agata è da un paio di anni ormai che sta nelle zone alte della classifica, quindi vuol dire che qualcosa di positivo e di organizzazione, di giocatori c'è. Io ricordo che quando sono stato a Due Torri, col Due Torri, Sì. abbiamo fatto un derby, cioè, la tribuna era piena, Pienissima. stracolma. Anche quella è una bella piazza, eh? Era una bella piazza e quindi siccome io ci sono stato là parecchio, Conosci bene la conosco realtà. bene l'ambiente e lì vivono il calcio, Ettore, veramente con tanta passione, perché poi dalle 8 di sera in poi c'è il buio. Ne sai Però ti qualcosa, dico no? una Insomma, hai cosa, vissuto 2 anni lì da quelle ti dico parti. sinceramente che si parla di calcio. Certo, le Si immagini. parla di calcio, si c'è respira calcio, gente- infatti. e c'è gente che sa di calcio, È vero. perché hanno campo in sintetico. Ragazzi, io Cioè, volevo chiudere questo girone del campionato di eccellenza, ma ho bisogno da parte vostra un pronostico adesso al termine del girone d'andata. Allora, veloce Alessandro, dai, un pronostico secco Per sulla la stima vittoria e finale. l'amicizia dovrei dire Giovanni, però per gli affetti che ho lasciato a Canicattì Ti mantieni sul tuo, allora. Sì, Vabbè, ok. faccio fatica. Cosimo, invece tu quindi Licata? tutta la Che vita, vita Licata, Tutta infatti. la vita Licata, e meno Ma male per che insomma tante che non cose. hai Io rapporti ti dico con una cosa, finiscono gli le sportivi di partite- Canicattì. L'ho detto prima, sono estimatore proprio Sì, sì, è del mister vero. Campanella. Finiscono le partite e guardi il risultato perché a me Hai il piacere di Sì, fare- sì, sì. anche perché tanti anni fa quando ho giocato nella Leonzio c'è stata una partita contro Leonzio Licata e ho visto quella tribuna stracolma. Bellissima Mamma esperienza, mia, ragazzi. complimenti, complimenti. Quindi- E adesso parliamo invece del girone B, subito anche i risultati di questo 15° turno. Finiamo il girone d'andata, vittoria del Camaro 5-2 con il Real Aci, vittoria del Biancavilla in anticipo sabato contro il Catania San Pio X, 3-0 del Città di Scordia con la Ionica, 1-1 tra Paternò Atletico Catania, 1-1 tra Santa Croce e Milazzo, vittoria fuori casa del Marina di Ragusa a Palazzolo 3-1 e su questo insomma sicuramente ne parleremo molto, e poi infine vittoria del Terme Vigliatore nei confronti del Città di Rosolini per 1-0, ha riposato il Giarre. La classifica, abbiamo praticamente un gruppone in testa perché in questo momento al termine del girone d'andata abbiamo Marina di Ragusa, Biancavilla e Camaro con 28 punti, 26 per il Valazzolo, 24 punti per Milazzo, Paternò e Terme Vigliatore, un po' più staccato il Santa Croce con 21 punti, Città di Scordia con 18, Giarre con 17, 13 punti Catania e San Pio X, 12 Atletico Catania Ionica, 8 punti Città di Rosolini ed infine chiude il Real Aci con 4 punti. Vi faccio subito vedere il primo turno di ritorno, si giocherà anche in questa occasione il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio, Città di Scordia Atletico Catania, Camaro Biancavilla, quindi scontro al vertice, Catania San Pio X, Città di Rosolini, Milazzo Ionica, Terme Vigliatore Marina di Ragusa, anche questo è uno scontro al vertice, e poi infine Giarre e Real Aci e un semiscontro al vertice tra Santa Croce e Palazzolo. L'impresa del Marina di Ragusa, insomma, è sicuramente quella da attenzionare perché vincere a Palazzolo non è mai facile. Tra l'altro dovremmo avere proprio in linea in questo momento al telefono l'allenatore del Marina di Ragusa, Salvatore Utro. Salvo, sei in linea, pronto? Sì, sì, pronto, buonasera a tutti. Allora, spiegaci un pochettino, positivo per te, un po' ci spiazza perché andare a vincere in casa del Palazzolo adesso in questa stagione non è mai facile. Vincere alla grande è ancora più bello, la tua emozione più forte qual è? Sì, oggi i ragazzi hanno fatto una grandissima partita sotto l'aspetto sia mentale che tecnico. Non era facile andare a casa del Palazzolo, che era l'attuale capolista, e con una grandissima squadra, un grandissimo organico composto da uomini che hanno giocato a calcio a certi livelli, quindi andare lì e riuscire a vincere giocando un buon calcio, tenendo il campo in maniera importante non era assolutamente facile. L'abbiamo fatto con umiltà
quindi per questo siamo molto, molto felici e molto contenti, anche perché il Palazzolo aveva perso solo una volta quest'anno a Camaro, quindi sapevamo che era una squadra che praticamente era la squadra che aveva perso meno partite, composta, ripeto, da giocatori di un certo livello, una squadra costruita per vincere, quindi per noi è una grande soddisfazione, ma rimaniamo Certamente. equilibrati perché siamo tranquilli e soprattutto stiamo lavorando con serenità. Beh, diciamolo pure, Salvatore, probabilmente Sì, all'inizio sì. della stagione dentro di voi c'era la coscienza tranquilla, nel senso che eravate molto determinati, ma trovarsi al termine del girone d'andata al primo posto, un po' anche per voi, secondo me è un po' inaspettato, meritatissimo, ma un po' inaspettato, o sbaglio? Ma guarda, sì, noi eravamo partiti sapendo che avevamo cambiato tanto, era rimasto una parte dello zoccolo duro dell'anno scorso e avevamo inserito parecchi ragazzi abbassando l'età media. Abbiamo pagato a inizio stagione, sono sincero, l'ho sempre detto, abbiamo pagato secondo me i momenti delle partite perché stavamo subendo delle situazioni dove una squadra giovane, soprattutto nuova, poteva pagare. Poi dopo Ionica il gruppo ha cominciato a reagire, ha cominciato a far tesoro di tutti gli ostacoli che si sono venuti a creare, gli ostacoli li abbiamo oggi, possiamo dire che li abbiamo trasformati in opportunità e abbiamo continuato a lavorare sapendo cosa avevamo passato in precedenza e niente, non cercando alibi, ci siamo messi tutti insieme. Io ripeto, c'è un gruppo di ragazzi splendidi, ragazzotti li chiamo io, sono dei ragazzi importanti che vengono al campo e questo danno è sempre sicuramente il 100% in tutti gli allenamenti, quindi sono è una sono cosa orgoglioso bellissima, anche complimenti, perché complimenti. rispecchia anche un po' quello che è il mio pensiero e quindi questo mi entusiasma parecchio, allenare una squadra sempre Ma la cosa più sempre sul importante pezzo, adesso, aggressiva, e che oggi i ragazzi stanno raccogliendo dei risultati importanti. Sono contento per tutto l'ambiente, soprattutto per loro, per il mio staff, Salvo, che sta scusami, lavorando con grande attenzione. Salvo, scusami, ma a questo punto con l'anno nuovo cambierà qualcosa? Avete inserito qualche nuovo elemento nella rosa oppure continuerete ancora con lo stesso gruppo oppure appunto c'è stato qualche aggiustamento in prospettiva di un girone di ritorno che a questo punto tutti si aspettano sicuramente ancora più difficile? Allora, intanto pensiamo a giovedì che abbiamo il ritorno di semifinali di Coppa Italia, che per noi sarebbe un traguardo storico per una piccola frazione arrivare in finale di CoppaItalia. Beh, l'anno Poi scorso l'avete vinto con riposeremo emozione, un pochettino perché i ragazzi hanno bisogno di riposare, perché dal 2 al 17 di dicembre questa squadra, al 19 dicembre scusa, questa squadra ha giocato 5 volte, quindi mentalmente e fisicamente abbiamo dato tantissimo e stiamo dando tanto. Staccherete la Cerchiamo di spina chiudere questo allora. ciclo. Per quanto riguarda il mercato, io come ho detto a fine partita oggi abbiamo inserito Sacca, che oggi ha giocato titolare, un difensore centrale proveniente dal campionato d'eccellenza toscano, un ragazzo che abbiamo preso, che abbiamo seguito e che sposa le nostre idee, le nostre giocatore che aveva le caratteristiche che noi cercavamo. Oggi ha fatto una buona partita. Non toccheremo nessuno, ho detto anche oggi a fine partita, i nostri due nuovi acquisti sono Gaspare Pellegrino, che ha rotto il menisco, è stato fermo da 2 mesi, non l'abbiamo mai avuto, e Fabio D'Agosto è stato fermo 2 mesi per un'infiammazione Bene, allora finale, insomma siete quindi già... anche Fabio siete- rientrerà nel mercato di dicembre. Quindi siete assolutamente pronti per affrontare un tortuoso e difficoltoso ma interessantissimo girone di ritorno. Allora noi ti auguriamo Sì, siamo intanto... pronti, però sposando sempre quello che è il pensiero e quello che stiamo Concordo. facendo, nel senso che noi ci alleniamo giornalmente per migliorarci, cercando di ripetere, sapendo che ci saranno delle difficoltà come ci sono state all'inizio. Chiaro? Concordo. Bene, allora ti auguriamo chiaramente buon Natale. Importantissimo, dove ci saranno tanti scontri diretti, dove le partite saranno molto affascinanti. L'equilibrio, secondo me, di questo girone rispecchia quello che sarà poi l'esito finale, nel senso che secondo me questo è un girone dove bisogna avere tanto equilibrio a livello mentale, perché siamo tutti vicini, quindi può succedere di tutto ogni domenica. Bene. Bisogna solo lavorare settimanalmente
e affrontare partita dopo partita, basta. Ti ringrazio Salvo, allora ti auguro buon Natale, buon proseguo e speriamo di rivederci prestissimo con l'anno nuovo ancora più intensi in classifica e perché no, coronare un sogno, quello della Serie D. Grazie, grazie gentilissimo Salvo. Grazie, una buona serata a tutti e buon Natale a tutti gli addetti ai lavori e a tutti i colleghi. Grazie, grazie. Salvatore Utro, allenatore del Marina di Ragusa. Beh, non ce l'aspettavamo Alessandro, questo Utro, questo Marina di Ragusa, questo Camarro, che comunque sono lì e hanno, secondo me, fatto capire anche al Palazzolo, super favorito, che anche loro sono presenti per la corsa al primo posto. Sì, dico anche il termine Vigliatore non era accreditato per fare questo tipo di campionato. Credo però che anche sia... il Biancavilla volendo. No, il Biancavilla lascia stare. Vabbè, il Biancavilla, fidati, anche loro hanno avuto qualche problemuccia all'inizio. Più di uno sicuramente, però dico è una squadra con una solidità economica e dirigenziale importante, anche se c'è stato un cambio, perché in estate ho conosciuto il vecchio presidente che Furnari, ora è subentrato un'altra persona. Sì, è andato via l'allenatore. Sì, vabbè, una serie di situazioni, è arrivato un allenatore amico che conosco, un gran lavoratore da campo, però dico... La verità è che alcune squadre forse potrebbero, sulla carta dovevano fare un po' di più. In realtà ci si aspettava che 2 o 3 squadre fossero un po' più avanti. Avessero un percorso sicuramente diverso rispetto, Ti faccio vedere a quello che hanno del Paternò che oggi ha giocato in casa una di questa, e ha pareggiato 1-1 con l'Atletico Catania. Francamente potrebbe Paternò, essere una di queste. Una mezza delusione? No, per carità, perché conosco la bontà del lavoro di Vittorio, anche se i risultati in questo momento forse stanno mancando. Conosco la persona del presidente Mazzamuto perché quest'estate ci siamo fatti più di una chiacchierata e posso dirti che è una gran persona. Hai chiacchierato con tutti quest'estate? Quest'estate tanto. Hai chiacchierato però con tutti? Proprio col presidente Mazzamuto posso dire che è una gran persona. È una persona molto a modo, attaccata alla sua città e quindi ci tiene, vuol fare bella figura, ha affidato tutta la gestione a Vittorio e Vittorio sa fare. Assolutamente. Il direttore ha preso delle scelte, in questo momento magari non gli gira alla perfezione, ma sicuramente ne verranno fuori. Alla lunga io credo sempre che il Palazzolo, il Paternò e il Biancavilla hanno un quid in più rispetto agli altri. C'è l'imbarazzo della scelta, Cosimo. Io penso che comunque questo Biancavilla effettivamente ha le carte in tavola da giocarsi con molta intensità e con buone prospettive. Io sono dell'idea, vedendo un po' le squadre che sono lì sopra, no? Al di là di questo che sarà un campionato che si vincerà all'ultima giornata. All'ultima giornata, perché sono troppe le squadre. Non ricordo negli ultimi anni un campionato così equilibrato già a dicembre. È vero, Cioè, è vero. Tipo Sarà un girone di ritorno pazzesco. L'anno scorso c'era già un distacco sostanzioso rispetto alla bassa classifica, metà classifica. Invece quest'anno secondo me lo però può ci vincere. piace così, Ma meglio così, anche perché così si possono giocare le partite tutte fino alla fine, con la stessa intensità. Ho da farvi vedere a questo punto, amici di Penalty, la partita tra Santa Croce e Milazzo che si è conclusa 1-1. Si può partire agli ordini del fischietto acese col Milazzo che opera il primo tentativo pericoloso in avanti al nono di gioco con Petrullo che potrebbe sfruttare lo scivolone di Alma, calcia però addosso a Cavone, abilissimo a sbarrargli lo specchio di porta. La risposta dei locali è tutta in questo destro sballato di Tomaino, abbondantemente alto sulla porta difesa da Monaco. Alla mezz'ora lancio lungo dalle retrovie che trova la torre aerea di Nassi per Scerra. Manca il bersaglio grosso, il numero 11 in azzurro. Al 37esimo episodio dubbio della gara con Caldore già ammonito che per questa spallata ai danni di Tomaino verrà mandato anzitempo negli spogliatoi dal direttore di gara Gulisano. Piuttosto zelante la decisione del direttore di gara Acese. Milazzo ora in inferiorità numerica, costretto a giocare per oltre un'ora di gioco in 10 contro 11. Tra le proteste generali non si perderà però d'animo la formazione di mister Ferrara che esce il meglio di sé in queste situazioni di difficoltà, con Ancione che mette il pallone sul secondo palo. La Piana arriva all'appuntamento ma manca l'incornata vincente, e questa l'ultima emozione della partita dell'ex Roccella che lascia il campo ad Ardiri. Si passa ora un 3-4-2 con l'ex Camaro che si posiziona al centro della difesa con Marino e Russo ai suoi lati, e Cambria dirottato sulla fascia mancina in chiusura di primo tempo
Al 43esimo il Di Rosa a provarci, il mancino viene però neutralizzato dallo Monaco, poi Scerra aveva provato ad avventarsi sulla sfera, in posizione però di offside, Milazzo in inferiorità numerica che ora dovrà letteralmente gettare il cuore oltre l'ostacolo. Si torna in campo nella ripresa ancora con i Mamertini che operano una buona offensiva, il tacco di Petrullo libera Franchina al tiro, il bolide però trova i guantoni di Cavone. La prima vera occasione però il Santa Croce potrebbe fare male con questo tiro cross da parte di Ascia sul quale non arriva nessuno, è solo il preludio al gol dei locali con Di Rosa che lascia sul posto il diretto marcatore. Marino prende il fondo del campo, pallone a rimorchio per Leone, troppo facile per il fantasista dei Camerini gonfiare la rete alle spalle di Lo Monaco, vantaggio del Santa Croce quando siamo al minuto 54, firmato dal solito Ciccio Leone e dal suo mancino Fatato sul quale nulla ha potuto in questa occasione. Il neo arrivato in casa Milazzo Antonio Lo Monaco si fa durissimo ora per gli ospiti che provano a gettare nella mischia Piccolo e Pino rispettivamente per Ancione e Presti. Troveranno però l'acuto giusto al minuto 76 quando Ciccio Alosi posiziona il pallone dai 30 metri. La sua solita pennellata riesce a trovare l'inserimento di Franchina sul secondo palo, in volée il tiro grosso, trova Marino sulla linea di porta, il Milazzo non muore mai, fa 1-1, Franchina per Marino che a pochi centimetri dalla linea di porta ha gonfiato la rete per il pareggio degli ospiti, insperato, arrivato a questo punto in inferiorità numerica, in 10 contro 11 hanno trovato il gol che potrebbe valere tantissimo quest'oggi. Altro cambio con Ducuré che prende il posto di Cambria. Il Santa Croce si riversa in avanti in questo finale con Leone che prova a inventare e premia l'inserimento di Scerra in profondità, ipnotizzato però da Lo Monaco. 2 minuti più tardi ci proverà allora Di Rosa che salta a Ducuré, mette il pallone sul secondo palo, Nassi non arriva per questione di centimetri. Termina così la partita, triplice fischio il direttore di gara e game over al John Kennedy. Santa Croce e Milazzo si dividono la posta 1 punto per 1. Un Santa Croce che indubbiamente è un po' rallentato, ma è da lodare sicuramente questa prima parte della stagione. Con 21 punti sta a cavallo tra la zona tranquilla e la zona anche playoff in prospettiva. Adesso parliamo invece di quella che è in un certo senso la delusione della domenica, parliamo del Palazzolo. Abbiamo anche delle immagini di sottofondo e Alessandro, che ne pensi di questo Palazzolo? Perché effettivamente perdere oggi in casa è sicuramente un campanellino d'allarme, è inutile negarlo. Anche a Rosolini settimana scorsa mi pare che In sofferenza. abbia pareggiato una partita, magari sono abbordabili, per cui per una squadra che mira a vincere o a Non ti puoi permettere o a questi stravincere, risultati. no. Però succede per chi è abituato, per chi sa come funziona una stagione, ci sono dei momenti in cui hai una deflessione. Il Palazzolo inizialmente ha faticato, poi ha trovato un giusto equilibrio, rimane la squadra a livello qualitativo Più attrezzata. in assoluto Più più attrezzata perché ha mezzi tecnici per questa categoria smisurati. Ha un allenatore che ha la sua prima esperienza in questa categoria, che è ben visto dalla società, quindi ha tutto l'ambiente e quindi gode della massima fiducia, per cui credo possa lavorare in serenità e sono sicuro che troveranno rimedio immediato a questo momento non felice. Cosimo, abbini anche tu questo tuo pensiero con Alessandro, oppure pensi che il Palazzolo sta pagando troppo il fatto di essere la candidata ufficiale a vincere questo girone? No, non penso, perché è fatta di gente di esperienza, quindi Non ci possono credo. impressionarsi E poi, più di tanto. Ettore, non pensiamo sempre perché c'è una sconfitta e quindi ci potrebbe essere sempre un problema. Questo è anche vero. I questo è anche campionati vero. si vincono ad aprile. Si vincono ad aprile. Però se tu a gennaio sei messo bene in classifica, Ma si regge, il Palazzolo sta rispettando gli obiettivi. Quindi se questo arriva secondo, allora potrebbe dire, sai, certo, è un fallimento. Ma ad oggi sta rispettando le aspettative.
ha perso in casa, ci può stare Ci può perché stare. ha giocato contro il Marina di Ragusa che non è l'ultima arrivata. Anzi, Quindi, tutt'altro. ad oggi, Ad oggi è uno il scontro, girone invece. B di eccellenza ti fa capire che l'Atletico Catania pareggia a Paternò. È un campionato equilibrato che si può vincere, si può perdere ovunque. È vero, Quindi, è vero. secondo Beh, me non è un campanello d'allarme. Non è un campanellino d'allarme, va bene, ok, Assolutamente. però attenzione perché adesso ci sono altre 15 partite, quindi tutto è ancora possibile nel girone B del campionato di eccellenza. Dobbiamo chiudere questa prima parte e la voglio chiudere con Alessandro pensando e ripensando al fatto che spesso e volentieri gli allenatori non partecipano a stage formativi, tu invece ne fai tantissimi ultimamente, devo dire soprattutto all'estero, e mi hai pure detto che la dimostrazione come i settori giovanili all'estero sono ancora di più valorizzati, più importanti e vengono fuori una miriade di ragazzi che poi addirittura giocano anche in Champions League, titolari a 20 anni. Ma allora, scendiamo un attimo le due cose. Allora, Non parliamo di settori giovanili siciliani, no, no, no. Non Allora, voglio discutere a volte, su questo. a volte sono fuori per situazioni lavorative, per cui mi ritrovo spesso fuori per fare le consulenze di altra natura. Però dico, anche per mia formazione, a prescindere da ciò che uno può sapere, lo trovo sempre corretto cercare di approfondire questa materia. Magari questo messaggio a volte non passa in tanti, lo faccio per me, lo faccio per ciò che quando non sono impegnato nel campo. Per un tuo miglioramento anche no, ma dico, personale, credo no? che sia una forma mentis. Se io posso acquisire maggiore report Chiaro, da altre chiaro, situazioni chiaro. e poi un giorno poterle utilizzare, credo che non faccia male. Il Anzi. fatto che io sia fuori o in Italia o all'estero per altre situazioni che non riguardano sicuramente il calcio dilettante ma quello professionistico, ben poco può interessare, cioè nel senso nell'oggi, però a prescindere se si è professionisti, dilettanti o meno, credo che ognuno di noi debba cercare di migliorare step by step, si dice, È vero, no? è Quindi può essere solo un arricchimento, quindi Poi se è fatta a grandi lo livelli ancora meglio, consiglio, voglio dire. Se io è fatto... posso solo consigliarlo, poi magari sono l'ultimo a poter dire questo. Vabbè, lo perché- diciamo noi, non ti preoccupare, Ecco, però quindi- benvengono quando ci sono questi momenti di formazione ma bisogna, professionale, ascolta, no? tempo fa sono stato invitato a fare un convegno e ho detto che secondo me ogni esperienza, che sia dilettante, professionistica, È sempre esperienza. È un viaggio, È un È viaggio. un viaggio dove tu ogni giorno devi essere bravo a conservare tutto il meglio e a capire cos'è che non funziona. Per Quindi ogni migliorarti. stagione la devi vedere come un viaggio e credo che se ognuno di noi, al posto di coltivare solo il proprio orticello, perché c'è questa cultura. sarebbe un po' più aperto al dialogo, al confronto, ci Qualche sarebbero risultato in più meno sarebbe più meno fattibile. asini che si sentono cavalli e tanti vero, buoni. è vero, Ecco, Alessandro, ci siamo capiti. hai perfettamente Ecco. ragione, ma in molti avranno anche capito per chi ci segue a casa. Bene, allora io ti auguro un buon Natale. Grazie un felice dell'invito, è sempre un piacere. 2019, sperando veramente, guarda, da un paio di anni che spero che prima o poi arrivi questa benedetta panchina, perché poi alla fine un po' tutti ci aspettiamo di vederti all'opera poi sul campo, che è la cosa più No, importante. manca anche a me, io non sono ipocrita, non sono quelli là che dicono... beh, ci mancherebbe. assolutamente. L'erba del campo manca a Ma chi è che sicuramente, vive questo però, mondo. ormai sono 2 anni pieni, Sì. non figurati, la vivo con molta serenità, cioè nel senso sono molto più ponderato Nelle nelle scelte. valutazioni, non ho il piacere di rientrare, ma a differenza sempre di altri, l'ho detto chiaramente in qualsiasi forma o quando mi si chiede, non sono, la verità è che voglio rientrare però in un posto dove possa lavorare per bene e con... Beh, il sogno di tutti gli No, allenatori, dico poter per lavorare bene in un nel ambiente senso, sereno e tranquillo. perché ci siano le Chiaro. condizioni giuste per, Minime, per minime. poterlo fare. Spesso se e no- volentieri in questo mondo non ci sono. No, vabbè, dico, C'è un po' di confusione. Ma purtroppo ormai Ettore si Sì. vive di risultati. È vero, È si vive questo. anche dei Ma risultati. si vive anche di altro ormai. Perché? Però il cosa. risultato incide un po', Sì, però al di là di questo il risultato è quello, ma non in categorie dilettanti, ma in Italia In proprio. Italia, è in vero. Italia. Se Anche- fai risultato
conti tantissimo. Allora, se fai il risultato e vinci, la scusa è il gioco. Se non vinci è il gioco con Però i risultati. posso dirti una cosa, se perdi da noi i giocatori allenatori, se perdono i giocatori Sì, siamo incontentabili. Cosimo, posso Noi dire la siamo favola, incontentabili. la l'unica scusa è cosa, e sempre poi dietro chiudiamo perché sennò si apre un mondo che non... credo che si dovrebbe migliorare anche la classe dirigenziale, perché tu che da tanti anni conosci questo mondo come me, sai benissimo che non è migliorata, che forse è peggiorata, perché ci sono delle situazioni contingenti che ti portano un giorno a diventare... Faremo una puntata su questo. Perfetto. Faremo una puntata Quindi su questo. diventa più difficoltoso rapportarsi con delle persone che parlano la tua stessa lingua. Comprendiamo. Ecco. Bene, ci dobbiamo fermare. Abbiamo dunque salutato Alessandro Settineri. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Tra poco rientriamo in studio e parleremo del campionato di promozione e anche dei 4 gironi del campionato di prima categoria. A tra poco. Rientrati in studio, amici di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Tutte le domeniche a partire dalle 18:30 su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre. Siamo in replica anche il lunedì sera, non dimenticatelo, a partire dalle 23:30, in replica anche il martedì sera, sempre nella fascia serale, però alle ore 20. E come al solito, ormai da un paio di settimane a questa parte, mandiamo un saluto e un abbraccio anche ai tifosi sportivi della Costa Ionica, con Persona TV, canale 114, in onda in replica a partire dalle 20:30 ogni martedì sera. Vi ricordo che alle 20 adesso, tra poco, subito dopo questa seconda parte di Penalty, partirà come al solito la rubrica I campioni di Penalty e, come abbiamo anticipato proprio all'apertura del nostro programma, il campione di questa domenica è un campione amato da tutti, Michel Platini, l'uomo che con le sue gesta ha fatto sognare tutto il mondo intero, ma soprattutto una Francia straordinaria degli anni 80. Salutiamo l'arrivo anche del capitano dello Sporting Pedara, ovvero Alessandro Finocchiaro. Buonasera a tutti, Ben trovato. grazie per l'invito. Primi in classifica, super contenti, eh? Sì, questo scontro con la Cicatena in questo momento è a vostro favore al termine del giro d'andata, eh? Sì, fortunatamente è a nostro favore, ad oggi siamo campioni d'inverno. Campioni d'inverno, sì. Quindi è giusto dirlo. Ancora però si è soltanto a metà dell'opera, a metà dell'opera, il campionato è lungo, ovviamente. Però se i presupposti sono questi sarà una bella battaglia e tra poco insomma ci racconterai questa prima parte della stagione insieme a tutto il tuo gruppo. Partiamo subito con i risultati del campionato di promozione, subito il girone A. Albatros Lercara batte Don Bosco Partinico 5-1, Balestrate batte Visborgo Nuovo 4-1, 3-0 del Casteltermini con l'Albertas 2010, Folgore batte Camarat 4-1, Don Carlo Missilmeri batte Vallelunga 4-1, Oratorio San Ciro e San Giorgio batte Moreale 2-1, Olimpica Acragas batte Gattopardo 3-0 ed infine Salemi batte Villabate 5-1. Questa classifica chiaramente permette sia alla squadra del Salemi che l'Oratorio San Ciro e San Giorgio di festeggiare con il titolo di campioni d'inverno. Infatti sono al primo posto con 35 punti, 32 Misilmeri, 29 per Casteltermini e Monreale, 26 l'Acragas, 23 punti per l'Albatros Lercara, 22 la Folgore, 21 Vallelunga, 18 Don Bosco Partinico con il Balestrate, 14 il Villabate, 13 per
per Libertas 2010 e Gattopardo, 12 punti per il Camarat ed infine 3 punti per il Vis Borgo Nuovo. E dovremmo adesso tra poco collegarci anche con il presidente dell'Albatros Lercara tra qualche istante, perché prima vi voglio in un certo senso anticipare che ad Agrigento credo che a questo punto si sono preparati alla grande per affrontare la seconda parte della stagione. Parliamo dell'Olimpica Akragas che, rivestita di nuovo, si appresta ad affrontare questa seconda parte della stagione sicuramente con dei presupposti molto interessanti. Tra l'altro proprio in settimana c'è stata la presentazione del nuovo assetto societario. Guardiamo il servizio. Il primo obiettivo che noi dobbiamo raggiungere è quello di consolidare la società e di riportare la gente allo stadio, perché il fatto sportivo ovviamente ha la sua importanza, ma in questo momento per noi è più importante ricostituire una società che abbia obiettivi e che abbia forza economica per portare avanti un progetto sportivo importante. Vorrei che la città si stringesse ancora di più alla squadra, frequentando di più lo stadio, portando i bambini che sono il futuro dello sport e del calcio ad Agrigento. Agrigento lo meritano anche queste persone che si sono messe a dare continuità al calcio ad Agrigento. Lo scopo di questa società, dopo aver rilevato dalla vecchia società che ha tenuto in vita questa fiammella Akragas, di consolidare quando avevano fatto i precedenti dirigenti e rafforzare dal punto di vista tecnico la squadra in modo da poter, chissà anche quest'anno, anche se è difficile l'accesso diretto in eccellenza, quantomeno partecipare ai playoff. Allo scopo abbiamo preso alcuni rinforzi proprio per consentire un maggiore tasso tecnico nella squadra. È chiaro che auspichiamo che la città, i tifosi, gli imprenditori piccoli e grandi ci siano vicini. Noi abbiamo fatto i movimenti giusti sul mercato per puntellare la squadra là dove era carente, quindi a questo scopo sono stati ingaggiati 3 giocatori di categoria superiore, vale a dire Maniscalco proveniente dalla Serie D, Settecase e Cimino dall'eccellenza. Dietro l'angolo stiamo cercando qualche giovane o invece un centrale di difesa, un giocatore che già navigato oppure che è da 2 o 3 anni che magari fa questa categoria, che fanno il caso nostro. Ci vuole un giocatore esperto in difesa dopo, perché siamo rimasti senza difensore centrale. È andato via Armenio e cercheremo di puntellarlo ancora di più. Un'Olimpica Akragas dunque che si prepara a vivere la seconda parte della stagione, credo da protagonista. Voglio sentire qualche secondo anche i nostri ospiti. Alessandro, Olimpica Akragas che indubbiamente già dal nome fa pensare prospettive anche secondo me molto di qualità e quantità. Sì, sicuramente sarà la squadra. È giusto, ha fatto il professionista, hanno fatto professionismo fino a pochissimo tempo fa. È corretto che continuino a fare bene, che facciano bene. Anche se i campionati poi bisogna vincerli in campo. Sicuramente. E quindi sarà anche un po' difficile. Cosimo, che ne pensi tu di questo possibile ritorno per cercare quantomeno di agguantare i playoff, e credo che siano alla loro portata? Guarda Ettore, conosco bene il mister Fassone. Infatti. Lui non è una persona che si adegua, oppure lui ama vincere. Ama vincere. E lo abbiamo avuto ospite mi proprio ha la settimana sorpreso scorsa. all'inizio di stagione quando hanno ufficializzato il suo ingaggio, no? Ha detto che l'allenatore sarà il Falsone e io ho pensato subito l'Akragas tornerà di nuovo ai suoi livelli. Hai perfettamente ragione. Infatti ora ho visto la classifica. Sì, e stanno recuperando. Dicembre sicuramente avrà preso dei giocatori per fare il salto di categoria.
Alla fine, e lo vedremo sicuramente altissimo. Alla fine sarà sempre nelle prime posizioni. Quindi. È vero, sono d'accordo, sono d'accordo. Agrigento d'altra parte non può pensare di vivere in maniera marginale il calcio, anzi a tal proposito proprio lunedì si svolgerà una partita all'Esenneto, la partita del cuore, e sentiamo un'intervista realizzata a Gerlando D'Aleo che è l'organizzatore appunto di questo evento. Sì, veramente manca pochissimo, infatti come si dice in questi casi la febbre comincia a salire, non solo in noi che l'abbiamo organizzata, ma anche da parte dei giocatori che verranno. Il tam tam dei messaggi comincia ad intensificarsi, c'è grandissima voglia da parte degli oltre 50 e passa tra atleti, ex allenatori, ex direttori che verranno ad Agrigento per sostenere questa iniziativa che è la festa dell'appartenenza ai colori biancazzurri. Quindi una manifestazione che nel corso delle ultime settimane ha avuto una progressione, una evoluzione, e si è trasformata in minima parte, o se vogliamo anche in proporzioni anche più importanti, in una festa dello sport agrigentino, dove chiaramente al centro dell'attenzione sarà il calcio, che in questo momento è l'anello più debole dello sport agrigentino, perché vive una situazione di disagio rispetto agli anni passati. Verranno la Fortitudo Mongada Agrigento, formazione che milita in Serie 2 di pallacanestro, la Pallavolo Sea Paragona che milita in Serie B2, così come l'Agragas Futsal e la Pallamano Girgenti, un atleta importante come Giusy Parolino che porta prestigio alla città di Agrigento, quando anche corre con colori di un'altra società, ma agrigentina sempre si tratta. Tutte queste persone, tutti questi atleti, uomini di sport, per i quali il colore bianco-azzurro è dominante, perché rispecchia quelle che sono i colori della città di Agrigento, saranno tutti presenti per testimoniare in una giornata di sport anche quella festa della solidarietà a cui nessuno di noi si può sottrarre, perché sappiamo benissimo il contesto sociale in cui viviamo. È un periodo di disagio economico per tantissime famiglie, tantissimi papà di famiglia che hanno perso il lavoro, c'è tanta gente che ha bisogno, quindi non possiamo non pensare a chi in questo momento si trova in difficoltà, e quindi l'appello che vi faccio è proprio questo, di non mancare, perché con un piccolo gesto possiamo fare realizzare una grande cosa. Quindi appuntamento da non perdere lunedì 17 all'Esenneto per questa partita del cuore ad Agrigento. E adesso parliamo del girone B del campionato di promozione, subito i risultati che hanno visto ancora una volta la Cefaledium vincente, mentre invece la partita tra Acquedolci e Altofonte è stata rinviata per impraticabilità di campo. Questo implica anche una classifica, in quanto l'Acquedolci deve ancora recuperare a sua volta la partita della scorsa settimana che non si è disputata, la partita interna con l'Acque Dolcesi. Comunque i risultati sono questi: Bagheria batte Sinagra 1-0, Gangi Gioiosa 3-3, Lascari batte l'Iniziativa 2-0, Milazzo Casteldaccia 0-0, Sant'Angiolese batte Torrenovese 3-1, Cefaledium batte Rocca di Caprilione 3-2, mentre invece Sant'Anna e Acqua Dolcese si gioca dopo le 18:30. In classifica, lo avevo già anticipato, in testa abbiamo la Cefaledium attualmente con 35 punti, a seguire 29 per l'Acquedolci, però con 2 partite in meno. Ho veramente pochi secondi per questo girone, ne parlo subito anche con Alessandro. Cefaledium, nome storico che ritorna in auge, certamente anche Cefalù è una piazza che vive di parecchi ricordi, ma adesso la realtà della promozione impone una scelta. Bisogna essere vincenti per essere competitivi. Sì, sicuramente hanno l'obbligo di vincere, perché comunque non è una piazza che si accontenta, e quindi diciamo che non vorrei essere nei loro panni, questo lo dico onestamente. Il nome è talmente pesante che sono costretti quasi a vincere. Però attenzione Cosimo, perché nel girone c'è questo Milazzo che insomma pian pianino, tu conosci bene la realtà messinese, come abbiamo detto appunto nella prima parte, hai giocato col Due Torri, quindi sai benissimo il calore che hanno le messinesi, e Milazzo anche insomma in fatto di blasone non è sicuramente secondo neanche al Cefaledium. Il Milazzo è una grossa piazza, Ettore. Negli ultimi anni nel girone messinese
diciamo, le piazze, quelle più grosse, sono sempre alla fine uscite fuori, quindi se hanno puntato a certi obiettivi alla fine cercheranno di riuscirci, anche perché il Cefaletium, mi ricordo tempo addietro in Serie D, faceva dei grandi campionati. D'altra parte la piazza di Cefalù è una piazza molto di qualità e vedendo quantità. che sono primi in classifica, questo ti fa capire che qualcosa di buono c'è, quindi vuol dire, e poi l'appetito viene mangiando. Bravo. E poi insomma un campionato di eccellenza per una realtà come Cefalù sarebbe sicuramente molto interessante. Subito il girone C, anche questo molto interessante perché abbiamo tra l'altro due protagonisti di questo girone, appunto Cosimo Montalto e Alessandro Finocchiaro. I risultati: Giardini Naxos batte Carlentini 3-1, Sporting Pedara batte Ciclope Bronte 3-1, Academy San Filippo batte Torregrotto 2-0, AC Sant'Antonio batte Città di Mister Bianco 4-1, Sporting Taormina batte AC Catena 3-1, vittoria dello Sporting Via Grande 3-0 a tavolino perché ormai il Fiume Freddo praticamente non partecipa più a questo campionato in quanto è stato escluso, Villafranca Gescal 0-0. La classifica ci sorprende relativamente perché ormai è un gioco a 2, a 3 volendo, con l'AC Sant'Antonio che questa settimana vincendo accorcia un po' in classifica. In testa lo Sporting Pedara 32 punti, 30 per l'AC Catena, 27 per l'AC Sant'Antonio, 25 Città di Mascalocia e Sporting Taormina, 22 Carlentini, 21 Bronte Giardini Naxos, 19 Sporting Via Grande, 16 per il Città di Mister Bianco, 15 Villafranca, 13 Gescal, 11 FC Motta, 10 punti per l'Academy San Filippo, 5 punti per il Torregrotta e 0 punti, ma già escluso, l'Atletico Fiume Freddo. Prima di parlare con Cosimo della loro stagione un po' ingarbugliata a Motta, guardiamoci il servizio di Giuseppe Signorino proprio su questa partita tra Motta e Città di Mascalocia, che comunque non si è disputata perché purtroppo c'è stato un gran vento, un po' inaspettato devo dire per la zona. Guardiamo. L'ultima dell'anno per il Motta finisce anzitempo, causa forte vento. La partita col Mascalucia, già di suo condizionata dalle folate che hanno reso più complicato del previsto il lavoro ai 22 in campo, dura 75 minuti. Recupero a data da destinarsi. È stata l'occasione per vedere all'opera una formazione in buona parte rinnovata, Giovanni Signorino tra i pali e Giovanni Spampinato al centro della difesa, provenienza Catania San Pio X da parte di entrambi, il ritorno da un infortunio di Marco Coniglio che ha agito da esterno destro, l'innesto in mediana di Antonino Messina e dell'esterno di centrocampo Gabriele Giulio, anch'egli ex San Pio X al pari del fratello Andrea, partito dalla panchina come l'ex Mister Bianco Andrea Grillo, altro rinforzo di questa corposa fase di mercato dicembrina. Queste le immagini di una partita che nel primo tempo è stata equilibrata con occasioni da entrambi i fronti. Apre il Festival delle Opportunità Garozzo che calcia debolmente su assist di Fisichella. Risponde il Motta con un pericoloso destro dalla distanza di Antonino Messina. Prova a imitarlo Tenerelli con la bomba mancina, Signorino si supera, si mette in evidenza per la prima volta in questa stagione con la maglia del Motta e mantiene la porta inviolata. A sbagliare una clamorosa palla gol e invece Cosimo Montalto allo scadere del primo tempo. Nella ripresa il vento aumenta di intensità e di gioco effettivo, se ne vede poco e niente. Il Mascalucia si spinge in avanti anche con l'aiuto di qualche raffica che inizia a soffiare con insistenza su Motta. Da un'iniziativa di Fisichella sulla destra nasce l'unica vera e propria opportunità della ripresa, firmata Tenerelli. Nel frattempo Santo Giuffrida fa esordire Grillo al posto di Giulio, ma all'ennesimo pallone che finisce a fondo campo e che da rinviare sfugge dal vertice dell'area di rigore, Bonasera decide che avanti non si va e Motta Mascalucia finisce sotto un vero e proprio ciclone gelido. Appuntamento probabilmente all'anno nuovo per il recupero. Intanto classifica riformulata dopo l'estromissione dell'Atletico Fiume Freddo e Motta scavalcato al quintultimo posto dalla Gescal. Prossimo avversario in casa sabato 5 gennaio in occasione della prima di ritorno, Gescal il quale aveva conquistato un punto contro la squadra esclusa a fronte dei 3 dei biancorossi ottenuti appena 8 giorni fa. Allora Cosimo, mi devi spiegare il vento di Motta, cioè che blocca una partita come questa.
con il Città di Mascalocia, un po' inaspettato, sì d'accordo, è un campo aperto, ma talmente forte il vento da sospendere la partita? Da 5 anni è la prima volta che c'è questo vento così forte. Pazzesco! Ma veramente, perché lì purtroppo è una zona aperta. Apertissima, è vero. Io ti dico una cosa, noi ci arriviamo alle 7 di sera. È un freddo pazzesco. Pazzesco. Però ieri si volava, Ettore, si volava, non si riusciva neanche a battere una rimessa. Ti immagini, l'arbitro ha detto, uno gliela tiene, uno gliela ritira. No, vabbè, da pazzia. Ma veramente, ma possiamo fare queste cose? Non è possibile. Senti, 10 minuti se ne sono andati solo per battere la rimessa. Che stagione è fin qui quella del Motta, Cosimo? Tu sei il capitano, sei il termometro più giusto di un gruppo. Ettore, sinceramente in 16 anni non mi è mai capitata una situazione del genere, perché si è cambiato parecchio, è una situazione un po' particolare. Però ad oggi, guardando la classifica, guardo il bicchiere mezzo pieno. Cosa e quindi significa? guardi bene in prospettiva? Ma al di là di questo, significa che tu ad oggi sei salvo. Oggi. È già qualcosa. Molta gente dice, sono campione d'inverno, va bene, però i campionati, le salvezze si ottengono a maggio. Ecco. Quindi, al di là di questo, io parto dalla prestazione di ieri. Ripartite da questi punti, allora. Ripartite da questi punti adesso. Facciamo finta che sta iniziando adesso il campionato. E quindi bisogna ora dimostrare cosa siamo, se siamo quelli dell'andata oppure se siamo... Beh, lì sta a voi a questo punto, più che alla società, come no? si suol dire, ma al di là di tutto, perché certo, per fare bene nelle... Ci vuole anche una società alle spalle. In una società bisogna essere tutti insieme, remare tutti nella stessa direzione, però il problema è che noi siamo al buio, noi ci alleniamo in mezzo i problemi campo, della vostra struttura sono risaputi. Ma al di là di questo ti dico una cosa, che noi abbiamo questi 11 punti è perché li meritiamo. Questo già sì, è una bella non voglio cosa. cercare alibi, è già una anche bella cosa. E poi ancora dovete anche recuperare questa partita. Però il campionato non è finito. Non è finito. Quindi al di là di questo vuol dire che se abbiamo dato 100 dobbiamo dare 110, 120. E sicuramente hanno dato più di 100 sin qui quelli dello Sporting Pedara, caro Alessandro. Adesso facciamo vedere anche qualche immagine proprio nel big match contro la Cicatena. Perché diciamolo pure, voi siete organizzatissimi, avete credo tanta voglia di vincerlo questo campionato, però dall'altra parte c'è una Cicatena e anche un Aci Sant'Antonio che non mollano. Sì, onestamente noi siamo partiti comunque per fare bene, per fare i playoff, si sono unite due società che hanno trovato il giusto equilibrio, hanno formato un organico comunque dove sì, ci sono delle individualità un po' più importanti comunque che servono per la categoria, servono sempre, questo è inutile negarlo, e poi uno staff tecnico anche comunque preparato che sa lavorare, e ci siamo ritrovati diciamo fino all'ultima gara che era quella con la Cicatena che avrebbe diciamo deciso un po' le sorti. Ma infatti volevo chiederti proprio questo, a questo punto il girone di ritorno sarà tutto sullo scontro diretto? Oppure poi il percorso comunque è abbastanza tortuoso? Dal mio punto di vista no, sarà anzi abbastanza diverso, perché ci saranno squadre come la C Sant'Antonio che ha fatto un mercato di reparazione importante dal mio punto di vista, che dirà la sua, il Taormina che è una squadra da attenzionare secondo me tantissimo perché ha giocatori anche quelli. Oggi ha battuto in casa la Cicatena, ha battuto infatti in casa la Cicatena, vittoria secca, e ci sono secondo me queste tre squadre, oltre ovviamente la Cicatena e tutto, sono le squadre da attenzionare di più. Sarà quindi un girone di ritorno assolutamente da non perdere, pertanto vedremo come si svilupperanno le prossime partite già a partire dall'anno nuovo. Voltiamo pagina perché adesso dopo il girone C parliamo del girone D, dove continua a vincere il duo Enna e Ragusa. Questi risultati: Priolo batte Caltagirone 2-0, Enna batte Floridia 3-1, Sporting Eubea batte Frigentini 2-0, New Modica batte Barrese 3-0, New Pozzallo batte Don Bosco 2000 1-0, Ragusa batte Atletico Cicli 2-0 ed infine pareggio tra Real Siracusa Belvedere e Megara Augusta 2-2. In classifica, l'ho già detto qualche istante fa, in testa questo duo che sembrerebbe insomma scappare via, 37 per Ragusa ed Enna, 30 punti per il Real Siracusa Belvedere, 25 New Pozzallo, 23 Caltagirone, 22 Sporting Priolo, 20 Megara Augusta, 18 punti per New Modica Calcio e Sporting Eubea, 17 il Floridia, 14 punti per RG,
13 Atletico Scicli, 10 Don Bosco 2000, 6 punti per il Frigettini ed infine chiude la classifica la Barrese con 4 punti. Abbiamo sentito due giocatori importanti del Ragusa, sentiamo insomma il loro parere su questa parte della stagione e soprattutto dopo questa bella vittoria in casa per 2-0. Questa era l'ultima partita dell'andata, quindi ci voleva una vittoria così. Abbiamo cominciato un po' lento perché il campo non ci ha aiutato e poi piano piano siamo riusciti a ottenere la vittoria. Per l'inizio eravamo un po' stanchi, il campo era pesantissimo, ma meno male ci siamo riusciti a fare quello che sappiamo fare sempre. Grazie a tutti, alla tifoseria che ci sostengono sempre da fuori e dentro casa, quindi grazie pure a loro. È stata una partita, non diciamo bella, ma una partita sporcata, diciamo, ma alla fine abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ma è un rullino di marcia sicuramente da prima in classifica, quello che siamo attualmente, è positiva perché comunque tutti quanti hanno contribuito fino ad oggi a portare la squadra al primo posto, siamo contenti ma non abbiamo fatto ancora niente, c'è un girone di ritorno difficilissimo, quindi dobbiamo intanto staccare un po' la spina per qualche giorno che lo meritiamo e goderci le feste e poi venire qua con la mentalità giusta perché c'è un girone di ritorno difficilissimo. Approfitto per fare gli auguri a tutti i ragusani, tifosi e non, insomma un buon Natale, un buon Natale a tutti. Sarà uno scontro fino all'ultimo minuto. Alessandro, secondo te come andrà a finire? Sì, diciamo che sarà uno scontro solo tra due squadre che stanno Ragusa e Tenna. La possibilità addirittura di non vedere neanche i playoff. Secondo il mio punto di vista non si vedranno i playoff, saliranno in B2 e quindi campionato già deciso secondo il mio punto di vista. Perfetto. Cosimo, invece tu che ne pensi di questo incontro prossimo nel big match che tra un paio di settimane vedrà di scena queste due squadre che stanno veramente dettando legge? Alla lunga penso che vincerà il Ragusa per il blasone di squadra che ha, però mi fa piacere che l'Enna si trova in quelle zone alte della classifica, anche perché ricordiamo che ha un neo allenatore e quindi è una soddisfazione doppia. Certo. E quindi penso che alla fine saliranno entrambi. Benissimo, e noi tifiamo chiaramente per queste due bellissime realtà, due capoluogo di provincia. Prima categoria, subito il girone A in maniera molto veloce, sottolineiamo soprattutto la vittoria del Città di Cinisi 1-0 con il Belmonte Mezzagno e vittoria anche dell'Unitas Sciacca 3-1 contro il Real Menfi, perché queste due squadre sono in questo momento al primo e al secondo posto. Infatti guardando la classifica ci rendiamo conto che la squadra di Sciacca continua a pilotare il tutto con 26 punti, a seguire appunto il Città di Cinisi con 24 punti, poi il Palermo Calcio Popolare 22 e il resto tutto il gruppone con squadre palermitane e trapanesi. Passiamo adesso invece al girone D del campionato di prima categoria. I risultati sono Atletico Messina Saponara 1-1, Juvelinia batte Duilia 81 4-2, Orsa batte Monforte 2-1, Randazzo batte Nike Torino Club 2-1, Promende batte Santa Domenica Vittoria 2-0, Valdinisi batte Città di Calatabiano 5-0, Zafferana e Sant'Alessio 1-1. La dimostrazione della forza di questo girone è rappresentata dall'incredibile ruolino di marcia del Valdinisi che con 11 vittorie consecutive comanda la squadra, comanda la prima posizione in classifica con 33 punti anziché i 23 segnati lì, 25 Città di Calatabiano, 21 l'Atletico Messina, 18 per lo Zafferana, 15 Sant'Alessio, 14 Juvelini e Promende, 13 punti Orsa e Santa Domenica Vittoria, 11 Monforte e Randazzo, 9 punti per Nike Torino Club Saponara, mentre con 8 punti abbiamo il Duilia 81. E proprio su questo girone voglio puntare i fari sullo scontro che è andato in parità tra l'Atletico Messina ed il Saponara. È stata una gara un po' particolare, il Saponara era passato in vantaggio, l'Atletico Messina è riuscito a recuperare e in questo caso con questo pareggio un po' rallenta la corsa al secondo posto in classifica. Guardiamoci il servizio.
Si alza il sipario del Despar Stadium per l'11ª giornata del campionato di prima categoria. Dallo storico impianto Marullo di Visconte si affrontano l'Atletico Messina e la formazione del Saponara. Maglia gialla per il Saponara, maglia bianca-azzurra per quanto riguarda l'Atletico Messina. Subito in avanti qui il pallone verso Bonanno che mette dentro, non ci arriva per questioni di centimetri Marco Libro. Un ottimo avvio da parte dell'Atletico Messina e qui conquista ancora una volta il pallone al limite dell'area. Entra così De Tommasi. Arriva l'anticipo da parte del difensore del Saponara. Corner per l'Atletico Messina. Bonanno mette dentro, sfiorano tutti. Non riesce ad arrivarci a metterci la zampata il sogno Bonsignore. Marco Libro qui semina il panico nella difesa avversaria. Ancora Marco Libro allo spazio per il destro, lo prova. Nulla di che. Ancora Atletico Messina in avanti qui con De Tommasi che prova il cucchiaio. Allontana la difesa del Saponara, l'azione prosegue però per la formazione di Mister Naccari con Gulletta che stoppa il pallone e mette verso Calapai, pallone su Mirko Pagliaro, chiede il tocco di mano dell'attaccante dell'Atletico Messina, nulla di che però per il direttore di gara, giusta la valutazione in questo caso. Poi c'è un calcio di punizione sul punto di battuta, c'è Bonanno e Nico Cia, è uno schema che lancia il tiro Nico Cia, ma è bravissimo Parisi anche con l'ausilio del palo. Dall'altra parte invece prima offensiva del Saponara e arriva il gol del vantaggio con il colpo di testa da parte di Orecchio. Atletico Messina prova a chiudere in avanti, Mirko Pagliaro si sposta il pallone con il mancino. Mirko Pagliaro di poco alto sopra la traversa, finisce così il primo tempo. Triplo cambio per la formazione di Mister Naccari, entrano sul terreno di gioco Claudio Nonostri, il neoacquisto Mario Futia e anche il turno di Rafa Marquez, Raffaele Marchese, ma c'è un calcio di punizione per l'Atletico Messina. Sul punto di battuta Mirko Pagliaro, va Pagliaro, potente, piega le mani a Parisi, c'è lo nostro ed è il gol dell'1-1, la riacciuffa in apertura di ripresa l'Atletico Messina con il gol del neoentrato lo nostro, grande impatto per lui sul match. L'Atletico continua a spingere qui però perde ancora un pallone e allora si apre alla ripartenza il Saponara, è una situazione di 3 contro 2, pallone che viene messo dentro, Orecchio non riesce a trovare l'acuto giusto per riportare in vantaggio la formazione ospite. Dall'altra parte invece bella azione personale dell'Atletico Messina, qui il pallone che viene messo dentro da Napolitano, prova a girarsi in area di rigore ancora una volta Mario Futia, il bomber ex Messana. Grande acquisto per l'Atletico Messina in questa finestra di mercato invernale. Ancora Atletico che chiude in avanti qui con Raffaele Marchese che va con il destro, non riesce a trovare il gol. Arriva invece il triplice fischio da parte del direttore di gara fra Atletico Messina e Saponara e 1-1 al Despar Stadium. Valdinisi dunque che vola sempre di più al primo posto, l'Atletico Messina che rallenta con questo pareggio in casa con il Saponara, mentre certamente un po' di delusione da parte della città di Calatabbiano chiaramente è stato quello che un po' ha colpito in questo turno del campionato di prima categoria. Ragazzi, ho bisogno di sapere secondo voi se il Valdinisi a questo punto ha veramente chiuso il campionato. 11 partite, 11 vittorie, città di Calatabbiano che è al secondo posto, l'ascesa dell'Atletico Messina. Alessandro? Sì, sicuramente sì, vabbè, è innegabile, il Valdinisi vincerà questo campionato. Vincerà questo campionato. Sì, beh, dico, tra l'altro l'anno scorso avevano perso la finale playoff. Solo loro possono perderlo. Effettivamente è stato un po' a sorpresa questa sconfitta che non sapevo. La partita perfetta mi ha lasciato un po'. Il direttore generale mi ha detto che hanno disputato una partita perfetta. Cosimo, tu che ne pensi? Il Valdinisi a questo punto ha chiuso il cerchio? Di solito quando si fanno le cose tutta alla perfezione c'è sempre un errore. Te lo dico da attaccante, tra virgolette, no? Quando tu provi a calciare bene il portiere riesce a pararla, quando tu sbagli e fai gol. È vero. Quindi vuol dire che doveva andare così. Va bene, va bene. Il girone invece conferma l'ascesa da parte del Palagonia che pareggia in casa del Russo Sebastiano 1-1. Guardando la classifica confermiamo con 29 punti il primo posto, con 23 la Nisiana e con 22 appunto il Russo Sebastiano che in un certo senso può rappresentare sicuramente la sorpresa di questo girone del campionato di prima categoria. Adesso invece parliamo del girone F e possono già partire le immagini della partita tra Noto e Rinascita Netina, perché proprio su queste immagini sottolineo anche il fatto che durante la partita ci sono stati 2 infortuni gravi con 2 giocatori che sono andati in ospedale, si parla di rottura di legamenti per entrambi in 2 incidenti diversi, per cui la partita che tra
tra l'altro si è conclusa con la vittoria del Noto per 3-1, è stata in un certo senso falsata da questi incidenti. Questo è il primo ed è stata veramente molto particolare la caduta del giocatore della Netina. Dopo qualche minuto c'è stato il secondo infortunio, eccolo qui, dovuto probabilmente al campo, e quindi anche in questo caso entra in campo l'ambulanza per soccorrere il giocatore, che viene trasportato in ospedale. Per fortuna, si fa per dire, per fortuna nulla di grave. Nei giocatori è facile che qualcuno si possa rompere il menisco o i legamenti. Certo non è una cosa bella, però spesso e volentieri succede. La vittoria del Noto è stata abbastanza netta, 3-1 con 2 calci di rigore anche per la Netina, che ha poi accorciato le distanze portando il risultato finale appunto sul 3-1. Tra poco vediamo il terzo gol, anzi no, facciamolo vedere cortesemente, grazie, eccolo qua, tra poco arriva il terzo gol. Noto Alessandro, che conferma di essere sicuramente una società che aspira, anche se in questo girone il Chiaramonte con 28 punti è rigorosamente al primo posto, è il Mazzarrone che insegue da lì vicino. Sì, il Noto diciamo ha anche una storia importante, ex Serie D fino a un paio di anni fa. Poi non conosco bene le dinamiche di quel girone, sicuramente la partita da quelle immagini sembra anche interessante, sembra anche qualche trama, era un derby. Anche qualche trama interessante. Mi dispiace per gli infortuni, purtroppo nel calcio succede, a me è successo 3 volte. Quando parlo di infortuni e penso agli infortuni, penso anche a Cosimo, no? Insomma, che nel corso della sua carriera qualche infortunio di troppo l'ha pure avuto, qualche legamento spallato c'è pure stato, però in questo campo è facile che becchi una rottura di un legamento, no? In un campo come quello. Sì, però ti dico una cosa, ci sono passato, a volte non è solo il campo, Ettore. Come ti poni? La dinamica. La dinamica. È diverso, quindi a volte tu il ginocchio lo puoi rompere anche camminando. Cosa significa? Che se tu hai una predisposizione ossea, tra virgolette, può succedere. Se tu hai caricato parecchio in un periodo e le gambe sono un po' molle, può succedere. Giusto. Quindi può essere un insieme di tante cose. Il campo può capitare, però il campo incide parecchio. In questo caso a Noto abbiamo visto che il campo non era certamente in ottime condizioni. Ricordo una cosa, che la Rinascitina, se non vado errato, che hanno creato questa società Rinascitina, erano i dirigenti del Noto quando erano in Serie D. Bravo. Perché come mai ora guarda, queste due realtà, l'idea sempre di fare le fusioni è un grande problema però di tutti. Erano 2 società, ora sono 2 società. Il Noto aveva più blasone in questo caso, no? Certo, per questo l'importante è che quantomeno a Noto si continui a parlare di calcio e parlarne anche in categorie molto più impegnative rispetto alla prima categoria. Io mi ricordo che si giocava nel campo nel vecchio stadio comunale. Nel vecchio stadio. Sì, invece questa è la nuova struttura, che purtroppo da quello che ho visto non è certamente in ottime condizioni. Una grande struttura però, sì, una grande struttura, io ci ho giocato lì. Ha fatto anche la Serie D quella struttura ultimamente. E sentiamo proprio il mister del Noto e il mister anche della Rinascita Netina subito dopo il risultato finale che ha visto la squadra del Noto vincere appunto 3-1 nei confronti della Rinascita Netina. È stata una partita strana perché gli infortuni nel primo tempo speriamo non gravi, anche se c'è stato l'intervento delle ambulanze per un controllo in ospedale dei ragazzi. Ha un po' condizionato secondo me la gara perché si conoscono tutti i ragazzi, quindi vedere 2 giocatori che vengono trasportati via con l'ambulanza ha un po' secondo me condizionato la gara nel primo tempo, quindi non è stato semplice. Sinceramente poi la partita ha preso il suo corso e abbiamo creato qualche occasione in più noi sicuramente, e penso che la vittoria sia stata meritata. Io mi sento di denunciare in un certo senso le condizioni del campo, del terreno di gioco sono disastrose,
Qui a ogni partita c'è qualche elemento, la settimana scorsa l'arbitro, qualcuno che viene portato via in ambulanza perché il terreno di gioco è in condizioni assolutamente pietose. Si fa moltissima fatica e tra l'altro noi venivamo da una partita giocata mercoledì in Coppa contro il Comiso dove abbiamo lasciato tantissime energie, devo dire, è stata una partita che abbiamo perso al 93esimo su una punizione discutibile, però i ragazzi avevano lasciato tutto in campo perché ci tenevano a passare il turno, quindi avevo una squadra molto stanca, con qualche acciaccato di troppo. Diciamo che ora con la finestra di mercato che c'è stata ora a dicembre molte squadre si sono rinforzate, quindi noi cercheremo di farci trovare pronti, siamo lì tra le prime, ancora non abbiamo perso una gara, anche se una l'abbiamo persa a tavolino purtroppo, però la squadra è imbattuta, lavoriamo serenamente, ci alleniamo con impegno, quindi l'obiettivo nostro è quello di onorare la maglia del Noto. Sì, sicuramente un bel derby, una partita combattuta, sono contento per quanto riguarda il fatto che comunque sia stata una esperienza di sport, non ci sono stati episodi cattivi per quanto riguarda il fair play. E dispiace solamente per l'episodio dei ragazzi che si sono fatti male, questo è quello che l'unica pecca negativa di questa giornata. E noi continuiamo sulla nostra strada, è un percorso che ci deve portare alla salvezza più tranquilla possibile e poi quello che viene in più ce lo prendiamo pure. Ringraziamo Alessandro Bellanic per quanto riguarda le interviste e le immagini su questo derby tra Noto e Rinascita Netina. Allora ragazzi, siamo in conclusione di questa puntata prenatalizia perché adesso vi fermate tutti, no? Cioè adesso c'è il momento in cui insomma, gli allenatori disperatamente debbono dare il rompete le righe, disperatamente perché si rendono conto che i dilettanti un po' di sbragamento durante le vacanze di Natale, insomma... E anche il richiamo di preparazione. Sì, ma non tutti lo fanno in questo richiamo di preparazione perché poi io non posso venire, domani c'ho un impegno, poi c'ho il pranzo, poi c'ho la cena, c'ho la festività di Capodanno. Questa è una cosa che nei dilettanti succede spesso, parliamo almeno dalla categoria promozione in poi, forse nell'eccellenza è un po' più difficile. Alessandro, parliamo e chiudiamo il discorso sullo Sporting Pedara, una realtà che sta crescendo, una realtà che vuole, credo fermamente nel passaggio di categoria. Sì, noi non ci nascondiamo, proviamo a fare il salto di categoria, mettiamo tutti i mezzi, la società ha messo a disposizione tutti i mezzi possibili per poter fare il salto di categoria, anche a dicembre ha deciso di rafforzarsi. Con qualche piccolo innesto. Con due piccoli innessi, diciamo, che comunque... Fanno rosa. Ma due innessi comunque di qualità, certo, che è anche importante. Chiaro. Senza stravolgere però, diciamo, l'ossatura del gruppo. Gruppo vincente non si tocca. Senza stravolgere l'ossatura del gruppo, anche perché siamo impegnati nella doppia competizione. Sì, avete anche la Coppa Sicilia. La Coppa Sicilia dove comunque affronteremo quindi la rompete le righe non ci sarà forse? No, probabilmente no, ci aspetta una vacanza Natale di correre. Un break a Natale sicuro. Un break diciamo che va dal 24 al 26, poi abbiamo panettoni da proibire a tutti? Sì, vabbè, io che sono un po' più grandetto qualche panettone me lo mangio, va però bene, succede. I più giovani sicuramente si scateneranno. Grazie ad Alessandro Finocchiaro, capitano dello Sporting Pedara, attualmente primo in classifica nel campionato di promozione Girone C. In bocca al lupo e un saluto chiaramente a tutto il vostro gruppo, sia dirigenziale che anche tecnico. Grazie, un saluto a tutti. Perfetto, e salutiamo anche Cosimo che dall'alto della sua saggezza e dalla sua esperienza è cosciente che a Motta, se si fa quadrato, i risultati arrivano per stabilizzare una classifica e una categoria, penso, no? Ettore, penso che peggio di così non poteva andare. Non poteva andare, quindi ad oggi cerchiamo di prendere qualcosa di buono ogni cosa che si fa. Benissimo, sperando che insomma qualche punto in più possa arrivare rispetto al girone d'andata. Quello senza dubbio, anche perché per questo ho detto io, peggio di così non possiamo fare. Perfetto. Quindi cosa significa? Che ad oggi bisogna ricominciare di nuovo e provare. Non romperete le righe? Oppure ci vuole un po'. Ci vuole un po', stacchiamo un pochettino la spina. Sinceramente sì, anche perché in queste categorie
la mente deve essere serena. È vero, è vero, è vero, è vero. Bene, allora un in bocca al lupo anche alla Motta, un saluto a tutti i dirigenti e allo staff tecnico e incrociamo le dita per la seconda parte della stagione. Grazie a Cosimo Montalto, noi ci congediamo da voi, ci rivedremo chiaramente domenica prossima, domenica 20 dicembre ci sarà un sunto completo sui campionati, dal campionato di eccellenza sino alla prima categoria, e parleremo anche della giornata che si svolgerà nei campi di Serie D. Vi ringrazio, adesso vi lascio con i campioni di penalty. La puntata di oggi è dedicata a Michel Platini, ma sottolineo anche che concludiamo la puntata di penalty, e lo faremo anche per le altre prossime 3 settimane, con una nuova canzone sigla che è prettamente natalizia, realizzata da un gruppo di artisti siciliani, ed è una canzone famosissima di George Michael, Last Christmas. E proprio su questa canzone vi saluto e vi do appuntamento a domenica prossima a partire dalle ore 18:30 sul canale 78 di Gold 78. Arrivederci. But the very next day you gave it away. This year to save me from tears.